Potrebbero essere vicine a una svolta le indagini sull'omicidio di Andrea Guarniero, l'imprenditore padovano ucciso a colpi di pistola nella sua abitazione il 28 marzo nelle Filippine, dove stava progettando di aprire un villaggio turistico. I magistrati del posto hanno deciso di dare l'incarico delle indagini a una squadra speciale di investigatori che sta cercando ogni possibile traccia per risalire agli assassini. Per questo si sta passando al setaccio il telefono cellulare, ma anche il computer di Guarniero, nella speranza di trovare un messaggio o una mail che possano aiutare a trovare i sicari entrati in azione mentre il resto della famiglia si trovava in casa a pochi metri dalla vittima. La pista economica legata al terreno acquistato dal padovano per costruire il resort rimane quella più seguita. Anche l'ambasciatore italiano a Manila, Giorgio Guglielmino, ha sottolineato il forte interesse dei magistrati e della polizia a risolvere il caso nel più breve tempo possibile. Intanto alcuni familiari di Andrea Guarniero sono volati nelle Filippine per accelerare le pratiche per il rientro in Italia delle spoglie, che potrebbe avvenire nel fine settimana in vista del funerale che si celebrerà a Padova. Anche la moglie e il figlio potrebbero tornare a trasferirsi in Italia.